Godiamoci questi ultimi momenti insieme. Mamma mia, Augello, che cazzo hai combinato? Porco Giuda, cioè gli abbiamo regalato un gol, una partita in cui per carità non abbiamo tirato più di tanto in porta, ma non si può dire che il Napoli abbia fatto lo stesso. E regalare un gol così è veramente imbarazzante. Veramente, veramente imbarazzante. Tra l'altro sono curioso di sapere il motivo per cui è uscito Pavoletti, perché spero, spero non sia come si chiama? Il coso, il crociato. Però pure se zoppicante camminava, quindi tendo ad escluderle quello come motivo dell'infortunio, ma per uscire dopo 10 minuti comunque deve essere un qualcosa di grave secondo me, perché sono veramente pochi i giocatori che escono dopo 10 minuti. Tra l'altro come è entrato Petagna, ragazzi, il fomento puro, cioè se ne dribblati tre, se ne è dribblati tre. Una partita che la reputo un notevole, ma notevolissimo passo avanti rispetto a tante altre partite. Ma al momento siamo all'83esimo, io avevo delle sensazioni veramente molto molto positive per questa partita. Sinceramente mi aspettavo che vincessimo, sinceramente parlando. Però evidentemente così non sarà. E mi ci rode il culo perché questo Napoli comunque non era una squadra così proibitiva, con tutto che sicuramente ha degli interpreti migliori di nostri, ha una prima squadra che comunque è campione d'Italia in carica, ci mancherebbe, però rispetto al Napoli che si vedeva un anno fa, questa squadra era tranquillamente battibile. E anche l'arrivo di Calzona a me non sembra che abbia portato una così grande ventata d'aria fresca, perché la squadra, nonostante gli interpreti, mi continua a sembrare una squadra normalissima, e non lo è il Napoli di per sé, è quello il fatto. Io ripeto, sotto molti punti di vista questa partita è tanta roba, però ci sono ovviamente delle cose che non mi sono piaciute. Eh, In primis, facendo dei nomi, penso che il peggiore in campo lo era già prima del gol regalato, ma Augello dopo il gol regalato, bocciato, bocciatissimo, bocciatissimo. E penso sia stato altrettanto bocciato Azzi, perché Ranieri ha preferito addirittura adattare Zappa a sinistra piuttosto che far entrare Azzi, il che penso sia tutto dire. E un altro che continuerò a difendere proprio tranquillamente, ma che oggi lascia veramente il tempo che trova, è De Iola. Male, 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 non mi è piaciuto per niente. De Iola non mi è veramente piaciuto. Secondo me loro due sono stati i peggiori. Poi è chiaro ci sono stati giocatori in campo che non hanno brillato, tipo Nandez, tipo Yankto, che però il loro l'hanno fatto. Qua stanno a far rivedere il gol regalato. Siamo dei cazzo di polli, siamo dei polli. Cioè, regalare un gol così ha veramente dell'assurdo. Ha veramente dell'assurdo. Mo adesso siamo all'86esimo. Il gioco è rimasto fermo fino adesso e si riparte con una punizione del Napoli. Tra l'altro posso dire che non avrei tolto in quel frangente di partita, in quel momento, Gaetano. Io sinceramente non l'avrei tolto. Anche perché poi Viola da quando è entrato
per carità, non è colpa sua, ma non è che abbia fatto tutto questo granché. Pavoletti manco a dirle perché ci ha avuto 10 minuti a disposizione. Sono felice di rivedere in campo Ristagno. Quello assolutamente sì, me l'aspettavo, infatti l'ho detto nello scorso video che a seconda di come si metteva la partita, la carta Oristagno io me la sarei giocata. Però me la sarei giocata con Gaetano al suo fianco, non solo Ristagno in campo. Però magari sarà fruttuosa, la vedo difficile, però magari sarà fruttuosa. E- Però questa era un'occasione che non dovevamo lasciarci sfuggire. No, perché settimana prossima incontriamo l'Empoli, non una squadra a caso, l'Empoli. E non c'è bisogno che io vi dica cosa sta facendo in questo momento storico l'Empoli. Sta facendo quello che avremmo dovuto fare noi, quello che dovremmo fare noi e che oggi un minimo perlomeno nelle intenzioni, ma anche a livello prestazionale abbiamo fatto, ma non abbiamo capitalizzato. Poi è chiaro, si può parlare anche del gol annullato che, boh, forse a livello di regolamento è giusto, è stato giusto annullarlo. Però io più lo vedo e più continuo a non capire dove sia il fallo. Proprio sinceramente parlando, non riesco a capire dov'è il fallo. Cioè, il fuorigioco lo capisco, ma in che modo influisce sul gol? Cioè, perché se scontrano la Padula e Rachmani? Penso sia normale. Trovatemi due giocatori che non si toccano durante un salto su un calcio di punizione. Cioè, boh, forse so io. Però proprio non l'ho capito. Vabbè, intanto il Napoli in attacco. Napoli vicino al 2-0. Porca troia. Io stavo pensando adesso che sono mesi, effettivamente, che non esulto a un gol del Cagliari. Probabilmente l'ultima volta in cui ho esultato è stato il gol di Sulemana contro il Frosinone. Perché per il resto, a parte che abbiamo segnato poco, però non penso di aver mai esultato. Poi oggi mi sarei giocato la carta Prati, assolutamente, al posto di Teiola perché non... Ripeto, non mi è piaciuto proprio per niente Teiola. Scusate se guardo fisso da là, ma lì c'ho la TV. Tra tutti quelli in campo penso che veramente lui e Augello siano stati i peggiori. Però con la differenza che Augello a un certo punto è uscito e invece Teiola è ancora in campo. Però non facciamo passare comunque De Iola come capro espiatorio di tutti i mali del Cagliari e quant'altro perché così non è. Così non è. Che palle. Poi ovviamente la partita l'analizzeremo meglio domani. Per adesso viene un commento a caldo. Per esempio adesso ha ricevuto una botta. Luvumbo è stato uno che secondo me oggi ha reso molto, molto meno di quello che potrebbe rendere. Ha giocato molto sottotono, ma è pur vero che comunque le palle là davanti, eh, se arrivavano tra i suoi piedi era per mettere un cross, non di certo per fare in modo che venisse fuori il suo estero. Però, regà, damose una svegliata, eh. Dai, magari i 3 punti no, ma andiamo a pareggiarla almeno. Io vi giuro, regà, so che farò ridere, ma io ero convinto di vincerla sta partita. Ma veramente convintissimo. Ah, l'ha persa Oristagno, cazzo.
92esimo. Si abbassano sempre di più le speranze di poterla pareggiare. Ci manca solo il gol dell'ex de Simeone e l'abbiamo finito. Comunque questa volta stranamente primo tempo molto molto meglio del secondo. Decisamente meglio del secondo. Un primo tempo molto più energico, molto più dinamico, con molta più, coniando un termine napoletano, con molta più cazzimma. Decisamente molta più cazzimma. Invece un secondo tempo abbastanza statico in cui si sono viste delle cose che nel primo tempo erano soltanto accennate, come il Cagliari potesse soffrire il Napoli quando loro avevano il possesso palla. Perché quando noi andavamo avanti e attaccavamo eravamo molto pericolosi e creavamo dei grattacapi al Napoli. Però una volta persa palla e loro gestivano il pallone, noi andavamo in 10 uomini dietro la linea della palla. Il che fa capire quanto tu sia timoroso di quella partita. Io posso essere fiero della prestazione fatta oggi dai ragazzi, ma bisogna segnare. Qui non si segna più. A parte che l'unico gol che abbiamo fatto ci hanno annullato. Però tralasciando quello non si segna. Tanto Simeone. Bravo Scuffetto. E vabbè. Tocca cominciare a cantarlo. Tocca cominciare a cantare, tanto già lo so. Dai, 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 dai. Intanto vedo gente dallo stadio che se ne sta andando. Che palle, che palle. Napoli continua ad attaccare. Anghissa tiene palla. Nandez e Luvumbo su di lui. Nandez spazza il pallone. C'è Petagna che Petagna, tolto quel dribbling fantastico all'inizio, uh, anche lui quasi un fantasma. Ma perché poi il Cagliari non è più andato là davanti. È quello il fatto. Qui, qui davvero chiunque gioca in una zona offensiva del campo pratica nel deserto. Dossena tiene palla, un sacchi Dall ovviamente, lancio lungo. Oh, Lumbo! E dai! E dai, zito! Dai, cazzo! Dai! Dai, cazzo! Porca troia, dai! Dai, cazzo! Dai, cazzo! Dai! Porca troia, dai! Dai, mister! Dai, dai. Oh, meglio questo di niente. Meglio questo di niente, su. Piamo di sto punto perché, cioè, stava a rischiare di finire pure peggio. Altri 3 minuti? Ah, 30 secondi.
Dai, dai. Mamma mia. Comunque 30 secondi più finti dalla storia. Va bene. Ma va bene così. Meglio questo di niente. Regà, per come si era messa la partita, perde oggi sarebbe stata un'inculata vera e propria. Un'inculata grandissima. Perde, cioè, pareggia oggi è meglio di niente. Perché comunque un minimo la classifica l'abbiamo smossa. Oggi era da vincere. Sì, ma piamo se sto pareggio. Piamo se sto pareggio che ci va veramente di lusso. E niente ragazzi, il video finisce qui. Fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ci becchiamo in un prossimo video. Bella!